Una coccarda nera sul bavero della giacca, sul palco la bandiera della provincia mezzasta ed il fiocco nero per esprimere tutto il cordoglio. Si è presentato così il presidente della provincia al taglio del nastro della bretella di Vittorio Veneto, un'opera attesa 20 anni, un'inaugurazione che potrebbe essere l'ultima dell'ente di Sant'Artemio. Come vedete, in maniera un po' provocatoria abbiamo messo il lutto sulla mia giacca e sulla bandiera della provincia, perché molto probabilmente, non so, ma potrebbe essere anche l'ultima opera pubblica che la provincia inaugura in questa spending review, con questo riordino complessivo dello Stato. Tutto dipenderà dal Senato, che in queste ore si appresta a votare il maxi emendamento sulla revisione della spesa, e il presidente dell'Unione delle Province del Veneto non ci sta con le decisioni del governo e i tagli sugli enti locali e dichiara guerra allo Stato e, se servirà, ricorrerà alla Corte Costituzionale Europea. Stiamo pensando di fare anche un ricorso alla Corte Costituzionale Europea, perché riteniamo siano lesi anche dei diritti all'interno della Costituzione Europea. Il riordino degli enti provincia del Veneto dovrà tenere conto delle caratteristiche particolari di ogni territorio. Siamo disponibili a un riordino che sia intelligente, che tenga conto delle specificità territoriali, delle culture delle varie aree, e su questo noi continueremo a battagliare, e sicuramente ieri l'assessore Ciambetti ci ha assicurato che la Regione sarà al nostro fianco.